Il rischio contenzioso in Italia è un fattore sempre presente nella patologia degli appalti pubblici. Siamo contenti perché abbiamo detto sin dall'inizio che stavamo facendo bene e adesso il primo grado del TAR lo conferma in maniera molto chiara, netta, esaustiva, completa. La soddisfazione del commissario regionale per la Pedemontana, nonché vice avvocato generale dello Stato Marco Corsini, rimbalza da Venezia a Roma, dove il governatore Luca Zaia è impegnato sul fronte autonomia, ma fa in tempo a commentare. Il TAR riconosce la pulizia e correttezza assoluta dei procedimenti che abbiamo adottato. Sul piatto c'è una sentenza di peso, quella con la quale il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibili 2 ricorsi contro la Regione sulla Pedemontana, proposti da Salini in Pregilo, con l'intervento ad adiuvandum di Codacons e di alcuni privati. La sentenza dice quello che noi abbiamo sostenuto sin dall'inizio, e cioè che l'intervento della Regione per rimettere in pista la finanza di progetto per la Pedemontana Veneta era corretto, giusto e virtuoso, che non c'erano le condizioni per dover sciogliere la concessione, che il rischio del traffico non è stato affatto spostato sul concedente pubblico, ma era in capo alla Regione sin dall'inizio. Nel mirino dei ricorrenti c'era soprattutto la legittimità del cosiddetto terzo atto convenzionale, grazie al quale sono ripresi i lavori della Pedemontana. Viene anche affermato che la modifica alla convenzione attuata dalla Regione per rimettere in pista la strada, la realizzazione dell'infrastruttura, è legittima, ammissibile, sostanziosa ma non sostanziale e comunque perfettamente corretta. Lo spettro di un contenzioso giudiziario che rallentasse i lavori era concreto, ma viene al momento accantonato, mentre lo stesso commissario annuncia il superamento del 60% dei lavori del cronoprogramma nei cantieri. Il cruccio però resta sul paradosso dei famigerati software dei pedaggi che stanno bloccando da mesi l'apertura del primo tratto, quello vicentino. Un accordo tra privati, il concessionario e il sistema informativo ISCAT che ancora manca. Laddove non arrivano i ricorsi è la burocrazia a frenare per ora l'opera. È una questione tra privati che stanno trattando. Per quanto ci riguarda il tratto di strada è pronto, agibile e attende solo di essere percorso per dimostrare a tutti quanti che i lavori stanno procedendo bene. Ci piacerebbe aprirlo al traffico per dimostrarlo coram populo contro tutti gli scetticismi, però non dipende da noi. E la parte che dovevamo fare noi, cioè di far fare i lavori per bene secondo i tempi, la parte che dipendeva da noi è fatta.